Ciao, io sono Francesco di Campobello, come Cicciuzzo di Campobello, di Mazzara. Siccome io praticamente ho avuto una brutta esperienza di diverse volte con il ragazzo, cioè con la prima moglie e con la compagna. Purtroppo in questa vita ho passato un pochetto l'avventura brutta, cioè io che compensavo che mi poteva finire così. Purtroppo ora c'è qualche interessata che mi vuole contattare, questo numero mi può anche contattare 392 22 42 544, se no mi può contattare pure su Facebook come Lino Banfe di questo sito. Io mi passo la giornata a casa, mi passo il tempo così, mi pulisco la casa, mi lavo tutti i vestiti, mi lavo tutte le lenzuola di casa, cioè faccio un po' di tutto a casa, mi pulisco tutte cose, poi tanta giornata mi faccio un pisolino per dire, poi quando verso 5 e mezza mi faccio una passeggiata al paese, magari per svagarmi la testa, perché a casa tutti i giorni non si può stare, perché se no parte la testa, io da solo, cioè mi guardo un po' con la TV, tutta la giornata a giorno scura è sempre un giorno. Purtroppo oggi mi sono deciso di scendere qua a Marsala questa mattina anche col treno, magari di svagarmi un pochettino la mente, perché non ce la faccio più, piango notte e giorno di quello che mi è capitato, sempre stressato così, non ce la facevo più, sempre mal di stomaco, non ce la facevo più. C'era un punto che io manco mangiava più dalla mattina alla sera, non mangiava più, sempre stress, nervosismo e tutto, perché veniva sempre così storta a casa, e a volte per vedere questa persona mi uscivo di casa, me ne scappavo di casa per vedere cose storte. E a me, perché oddio, nella vita, entrambe o complimenti, o marito e moglie, di qualsiasi persona, un pizzico di gelosia c'è sempre, ma enorme non è buono, è giusto così, ma un pizzico tra la moglie o il marito c'è sempre un pizzico di gelosia, perché ci vuole bene la persona, perché si affeziona, forte che una complimento, una moglie si ci affeziona e poi c'è questo distacco, poi la cosa è brutta, è bruttissima, perché poi il marito arriva al punto che tiene notte e giorni, che ci hai fatto di questa vita, tutto bene che ci ho fatto, e poi uno si riceve del male, no, non è buono così. Quando una cosa non va, è meglio staccarsi subito, per mettere moglie un mano d'accordo, però è brutto, perché poi che succede? Ci sono le figlie e ci ingagliano le figlie poi. E poi dice: papà, che cosa è successo? La mamma dov'è? Che ci va a dire poi le figlie? Le figlie che ci va a dire: la mamma dice questo e questo. Perciò infatti così, e ho avuto un'avventura troppo brutta. Del mese di marzo fino a ora, già 2 mesi che ho avuto un'avventura brutta, e io a casa piango sempre, piango notte e giorno, perché forse che una persona ci è abituata, e poi c'è tutto questo distacco, che io arrivo a dormire a letto e poi la compagna non la trovo più, la moglie quella persona non la trovo più. Sì, vabbè, se capita qualche cosa storta, pazienza, si dice di un'escanza, capita che la moglie è malata, si può capire, ma non così. Io non pensavo che poteva finire così, non pensavo che mi poteva finire così brutta la cosa. Infatti che io me ne sono andato un pochettino a Marsala, per mettere un pochettino di tempo lì, magari per sbagarmi un pochettino la mente, perché se no c'erano 3 giorni, non mi va manco più di mangiare. E allora mi piglio un po' di calmante per stare calmo, per dormire, perché non posso dormire più. E io non ho fatto mai del male a nessuno, ho fatto anzi sempre del bene ho fatto a tutte, e tanto ora mi ricevevo male ora, e non è bello così, perché una persona, quando uno si affeziona cioè, di qualsiasi cosa, che ha fatto sempre del bene, e l'ho rispettata sempre, non ci ho fatto mai mancare niente, non ci ho fatto mai. Intanto lei ha fatto questo discorso, e questa è tutta la storia. Io vi saluto, vi abbraccio a tutti, vi voglio bene, telefonatemi 392 22 42 544 e su Facebook come Lino Banfe. Io vi abbraccio e vi saluto a tutte, e vi voglio bene a tutte, il Signore deve aiutare a tutte. Ok, speriamo che questo virus se ne va, speriamo, ma che queste mascherine se ne vanno via.
Ok, vi abbraccio a tutti, ciao ciao. Oh yeah!